Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi, Mandibiel, che siamo due puntini ma visti da lontano, che attraversiamo il fuoco con due mojito in mano, che ci aspettiamo il meglio come ogni primavera, io e te, Mandibiel, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi, Mandibiel. E andiamo, e siamo tornati mercoledì 14 siamo in marzo diretta, non me ne ero 2012. accorto. Siamo in diretta, tu non te ne sei accorto perché eri distratto con Igor Pezzi, caro zio. Comunque, Sì, buonasera e Igor Pezzi. bentornati a Mandibiel, siamo in direttissima. Quest'oggi avremo tantissime cose solari da raccontarvi, anche se purtroppo, caro zio, dopo i saluti dovremo ricordare una tragica notizia. Qui non parliamo di tragiche notizie, però dopo dobbiamo ricordare cosa è successo in Svizzera. Quindi salutiamo tutti i nostri telespettatori. Salutiamo naturalmente tutta la redazione di Telefriuli, salutiamo lo zio, buonasera zio. Buon pomeriggio Poma, buon pomeriggio a chi ci segue da casa e anche chi ci segue sul web. Sul web. In streaming. In streaming ecco. su udineventi.it, udine20.it. E anche chi ci telefona o ci telefonerà o chi manderà l'email a mandibiel@telefriuli.it. Mi raccomando, il numero di telefono lo ripete il Poma. 0432 573517. Comunque zio, Minchia, 2 giorni sei- di ferie sei per forte. te, sei sempre in ferie. Lo Sono zio sempre in ferie. è sempre in ferie. Vogliamo Senti. tutti fare il tuo lavoro, zio. Comunque ma- saluto, possiamo fare una cosa. Salutiamo anche Ivan P, perché non lo Ivan P. salutiamo mai. Ciao. No, non lo salutiamo mai. Mai, Perché perché è un numero si lamenta. Guarda che è un numero uno, L'ho saputo, l'ho saputo perché è è passato il contest, così ci diceva Igor Pezzi che andiamo a salutare dalla regia. Ciao Igor, come stai? Igor. Igor, pausa caffè, pausa adesso, caffè. pausa caffè. No, buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. C'è anche lui, c'è. Ci siamo, Quindi, come state? un bentornato a Igor Pezzi. Stiamo benissimo noi, Benissimo. benissimo. Poi la primavera si sente l'aria, Sì. io guarda, vestito primaverile, guarda. No, ti vedo. No, ma vi vedo solari, belli pimpanti, belli pimpanti. Anche Mi il siete Poma, mancati. Anche il Guarda, Poma, mi vedi in forma di formaggio? Guarda Igor, sono in forma? Guarda, tu guarda che Poma- bella forma. Ma che bella felpa, Poma. Zio, arriva anche sempre in questo. Ma forma. va, Arriva, zio. C'è Loris Fabbro che è pronto, alla consegna delle felpe. Igor, ascoltato. No, vedi che è fuori, Loris. Puoi dirgli qualcosa? Loris, senti che per lo zio favore, deve dirti qualcosa. No, allora, se per adesso non puoi entrare, te l'abbiamo detto 1000 volte. Il Poma te lo... Volevo dirti la felpa. Quello che faccio da stupido. Zio, che vuoi? Vediamo. se- Zio, mi hai chiamato, Senti, cosa Poma, vuoi? Io vorrei Dimmi. salutare un carissimo amico che ha anche il nome famoso. Carissimo? Sì, Ciccio Ingrassia, che oggi compie 50 anni. Un bel cinquantello. Ciao Ciccio. Ciccio, buon Auguroni. compleanno e poi pagherai da bere. E allora, e anche zio, di più. sai cosa Mi facciamo? raccomando. Intoniamo un bel buon compleanno come veri. La cantiamo io e te, zio. Io e Vieni te. qua, vieni qua. Io e te, io e te, io io e e te, me, io e te. Tutta per te, Ciccio. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Ciccio, tanti auguri a te. Eccoci qua, facciamo gli auguri per questo cinquantenne. Bello, capellone, ma non è capellone. No, ha la stessa, È come me. stessa capigliatura tua, Poma. Siamo diversamente cappelloni noi. sì. Porca miseria. Vabbè. E comunque, sai cosa, zio? Io volevo cantarla però in inglese, faceva più figo. Però Vabbè, la possiamo farlo. La possiamo fare? Allora, La facciamo l'inglese dopo? l'inglese A cappella però. Scusa, Poma. Sì, Igor. Allora, io sono arrivato a fare il mio ruolo qua, no? Dalla regia, finalmente. Ecco, mi sono un po' perso, però mi sembra sia una telefonata in arrivo. Addirittura. Già adesso, così, proprio nella prima fase del programma. Senti una cosa, caro Igor, ma mi confermi che il nostro DJ di Mandibiel è passato al contest? E dopo ne parliamo, certo. È Ma non passato ci al credo, contest. non ci credo. Ti giuro. Sì, ma chi suonava? Chi remixava? Oh? No, nessun altro. Dopo ci spellerai il tutto, C'è la telefonata. Pronto? Sentiamo. Pronto? Con chi parliamo? Pronto, buonasera, Peppi! Buonasera! Ma Beppi, ma per favore, ma no, sei ancora al supermercato, Beppi? No, sono per strada, sono a fare un trasporto eccezionale. Aspetti, e saluto la polizia che mi sta salutando con la paletta. Ciao polizia! Ma dove stai venendo, Beppi? Oh, la polizia l'ha saluto con la paletta.
sto facendo trasporti eccezionali, sto portando una sorpresa da 3 quintali e mezzo. Ma come? Ma mica stai venendo qua, Beppi, per favore, eh? Sì, sono proprio nella zona qui, nelle zone di Udine. Allora ti aspettiamo. No, Beppi, ma Beppi, non ti ci aspettiamo. credo, dai, non ci credo, Beppi, per favore, per favore. Signor Pompa, mi sente? Sono il Poma, no Pompa, Poma. Ecco, sente un pochettino, ma c'è un parcheggio per parcheggiare la sorpresa qua, ma che... Chiediamo al direttore se c'è il parcheggio per la sorpresa. Senti, porta anche... senta, mi dica che c'è anche il signor Sprizzi lassù, c'è il parcheggio Sprizzi? Oh, Beppi, porta anche un panino, il pane e la sorpresa Allora, che ce la facciamo intanto fuori. pezzi, Beppi, Beppi. sei il solito, sei. Ma c'è anche il barbe, quello sbronzo, vengo volentieri. Barbe. Il barbelo, zio. Adesso mi spieghi perché quello stronzo, perché? Non ho capito bene, comunque... allora. Allora. Poco, arrivo! Beppi, io spero che non sia vera questa cosa, comunque riattacchiamo la telefonata, ti ringraziamo, speriamo che il Beppi non arriva qua, perché questo qua sta arrivando con la sorpresa. Gli do una sberla, scusa Così, furiare, di rovescio? che ci furiva a destra, di rovescio 190 gradi. Hai capito, Beppi? Io spero che non venga qui, che casino che stiamo combinando. Senti. Igor, stiamo combinando un bel casino, No, ma Beppi viene veramente qui? Ma così lui ha detto, io non ci credo, Io non ci Ma tu credo. sai chi è, no, quel Beppi lì? Purtroppo sì, Io purtroppo lo sì. conosco molto bene, ma molto bene. Anch'io lo conosco molto. Zio, ti è venuta fame, No, prendi di stavo- sorpresa, volevo mangiare la silenzio. pizza. Ma no, perché siccome perde il calore, allora cercavo di chiuderla bene. E allora mettiamo sopra anche una tazzina così rimane caldo il caffè, no? Bravo. Che furbo, che intelligente Cavolaccio, che sei. cavolaccio. Bene. Cavolaccio. Allora, Poma, da dove partiamo? Zio, partiamo. Andiamo a dare le brutte notizie Purtroppo prima. questa trasmissione qua è fatta per raccontare belle notizie, bellissime. Però infatti. ultimamente in Italia di notizie belle purtroppo non è che ce ne siano tante. Noi dobbiamo dare una tragica notizia. Purtroppo. Dopo parleremo. Non è che dobbiamo. Diciamo che la diamo, però se parlassimo di notizie di casa nostra non sarebbe neanche male. Purtroppo dobbiamo, perché Vabbè, comunque è successo un incidente in Svizzera, un pullman carico di turisti belgi di rientro dalla settimana bianca si è schiantato in una galleria del Canton Vallese, 28 morti di cui 22 bambini di età compresa tra i 6 e i 12 Io anni. dico sempre che andare a sciare è sempre pericoloso. I feriti sono circa una decina e si dice che l'autista ha avuto un colpo di sonno purtroppo, quindi queste notizie noi non vorremmo mai darle, però purtroppo ogni tanto Vabbè che l'hanno già sentita i nostri telespettatori. l'avranno però- già sentita sicuramente, però era doveroso ricordare queste notizie. Adesso svoltiamo pagina e parliamo di cose belle. Moratti Moratti. vuole ripartire dai giovani. Di cose belle e parliamo di Moratti. Ma Moratti è felice perché vuole ripartire finalmente dai giovani. Ieri ha vinto 2-1 in terra contro il Marsiglia. Al 97esimo. Però non è passata, Non è passata. ai quarti di Champions. È stata League. sfortunata. È però, stata per dire la sfortunata, possiamo verità. dirlo. Io l'ho vista la partita, è stata sfortunata. Quindi questa qua potrebbe essere una notizia mi bella. dispiace come squadra italiana che non sia passata. Ma sai ai perché è quarti. bella però, zio? Perché è Moratti bella? finalmente investirà meno soldini. Meno soldini, Per i quindi campioni noi, e quindi si noi dedicherà pagheremo, ai giovani, quindi ai noi giovani. pagheremo meno la benzina. Esattamente, esattamente. C'è chi la benzina la regala, lo sai, zio? Ma chi? È stato Dammi subito- subito l'indirizzo. Dopo ti do anche il nome e cognome e indirizzo perché è stato Subito. già denunciato. Subito. È stato già Ah, denunciato. Vendeva la benzina a 1,22 € e quindi naturalmente cosa qualcuno ha pensato bene, lui era un benefattore, però ha pensato bene a denunciarlo e niente, zio. Anche lì è andata male, è andata male. Poma, Pronto, caro Igor? abbiamo un'altra telefonata. Addirittura, allora guarda, tiriamo sul telefonino, il telefonone, diciamo quello della nonna, quello della zia. Pronto? Pronto? Con chi parliamo? Sono Ciccio. Allora, Ciccio, ma Ciccio allora- è cinquantenne? Sì, Ciccio, hai sentito cosa... saluta zio, Incredibile. Ciao Ciccio, hai sentito che bello augurio che ti abbiamo fatto insieme a mi piace, ho visto. Ah, bravo. Ti abbiamo fatto un augurio con i fiocchi, con i Sì, ho fiocchi. visto specialmente quel cappellone che qua che ha i capelli come me lunghi. Ah, lunghi Ma come noi te, siamo no. diversamente capelloni, no? Sì, cappellone. Quindi zio, tu hai sentito che noi ti abbiamo intonato un bel tanti auguri di buon compleanno in Sì, italiano? Giusto, sì. Adesso noi te lo intoniamo in inglese, zio. Ancora? Ancora uno, ce l'abbiamo qua in diretta, Va Ciccio, bene. vai, uniti, uniti. Uniti. Con l'aiuto della aspettiamo nostra, la della nostra base, regia aspettiamo la musicale, base. perché questo vince i contest, no? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy
Ciccio in inglese? Fat. Ciccio in inglese è fat. È grasso. Ciccio Grasso. E tanti auguri Ciccio. Auguri Senti, Ciccio ancora. cosa stai facendo di bello? Ma sto qua guardando proprio la trasmissione che mi piace. Però c'è un grandissimo amico che vi vuole salutare. Da Catania, che è vicino qua. Ce lo passi, Semplicemente vuole salutare la trasmissione che gli piace e poi vuole salutare anche lo zio. Oltre lo stretto quindi. Ma quindi parlate in stretto. Parliamo in Fate i ragazzi vostri. Perché è venuto da Catania, no, a trovarmi, allora ve lo posso passare, no? Passalo, dai. Passalo. Sì, allora... Lancialo. Che sogna Pietro! Sogna Pietro di Catania! A Fiedo di Catania, ciao a Fiedo! A Fiedo è un personaggio famosissimo. E allora vai, zio, continua. Di Catania, Scusatemi, questo chi? È Radio Pappalardo questo? No, non è radio, intanto è una televisione a Fiedo e poi è Mandi Biele, Telefriuli, non è Radio Pappalardo. Anche noi siamo abituati ad altre cose, a Catania ci sono tante cose che facciamo le cose in grande, no? Ma senti a Fiedo, ma che cosa hai fatto? È tanto tempo che non ti sentivo. Sì, per fortuna. Siamo stati in piscina, In piscina, e cosa hai fatto in piscina? Sì, Magari ha nuotato, zio, magari. Stavo facendo i bagni. Fai il bagno, non ha nuotato, fai il bagno. Fai il bagno. Sì, stavo facendo Cioè, i bagni. una piscina per farsi un bagno, ma c'erano anche le paperelle. C'era il nonno, ce l'avevamo al forno, si stava mangiando la pasta al forno. Il nonno, hai capito? Si mangiava la pasta al forno. Ma dopo il nonno l'avete buttato in piscina dopo aver mangiato il mattoncino? No, se la mangiava al forno. Ma era al forno, a mangiare la pasta al forno. Mangiava la pasta nel fondo della piscina proprio. Ma sei sicuro che capisci il dialetto siculo? Sì. Ciccio così, no? Ha detto a Fiedo. Sì. Vedi che mi conferma. Senti, la facciamo così. Facci un bel saluto, un bel Mandi Biel. Ma c'è anche la nonna che vi vuole salutare, che ha 96 anni. La nonna di 96 anni. No, facciamo salutare la nonna. Vabbè, sono con i bambini. Ginda ce l'abbiamo la nonna. Dici. Siccome in America è nato un maschio è nato e partorito con bambino e allora qua Insomma, abbiamo la nonna. visto che le famiglie sono veramente numerose, qua sono azzi, la bambina. Sono azzi veramente, sono. Dai Ciccio! Quindi Dai Ciccio che abbiamo anche altre cose da fare. Va bene, un bel Mandibiel, un bel Mandibiel. Va bene, devo andare a salutare. Ciao! E salutiamo anche Ciccio. Pronto? Chi è? Ciccio. Ciccio. Allora senti, salutalo al Fieddo. Perché non lo so se ci ha sentiti. Perché un nonno, la nonna. Il nonno, la nonna, il nipote. i nipoti, tutti quanti. E i cannuoli siciliani anche. Tutti gli ospiti che stanno a casa tua. Va bene. Grazie, un bacione a tutti. Guarda che aspetto da bere e la cena, mi raccomando, perché sempre dopo... mangiare, sempre bere. Beh, Ciccio, auguroni per i tuoi 50 anni. Ciao a voi, una buona trasmissione. Ciao. Ciao Ciccio. grazie, ciao. Senti, 50 anni. Hai capito? E non sentirli, Tutta la famiglia. E non sentire, no, si sentiva bene. Si sentiva bene, ma secondo te i telespettatori da casa hanno sentito, hanno ascoltato? Ma che ne so, L'unione, che bello queste famiglie numerose. poi queste famiglie terrone poi sono le migliori. No. Perché devi dare il terrone, diciamo? Perché io lo dico in modo spiritoso, in modo piacevole. Bene. Non lo dico mica per disprezzare. Anche perché a te la polenta piace. Come no? Come dico polentoni, che è una cosa perché mi piace la polenta anche. Non c'entra niente. Non c'entra niente, però era per parlare. Era giusto perché siccome non abbiamo azzi da fare, no? Quindi allora, lo ricordiamo che sono le 14 e 47, zio. 40. E 47, zio. E 47. Però che bella Quindi sai giornata cosa facciamo, zio? Visto che questa qui che ci ha telefonato è una famiglia numerosa, facciamogli vedere la famiglia numerosa di Mandibiel con la Family Compilation. Bravissimo, bravissimi. Se non ci Family fossi tu io non saprei cosa fare. Avanti. Il più grande spettacolo Mandibiel. Mandibiel. Mandi, ciao a tutti. Saluti. Mandibiel. O mandi a tutti? Mandibiel. Mandibiel.
Mandi Biel. Mandi Biel. Mandi Biel. Mandi Biel. Mandi Biel. Biel. Per il caffè di Biel. E allora cosa si dice, caro Michi Perini? Che cosa si dice? Mandi Biel! Mandi Biel. Mandi Biel! Mandi Biel! E allora siete pronti? 1, 2, 3! Mandi Biel! e dal Soraru non poteva mancare, mandi Biel a Igor Pezzi, vero? ciao Biel! Mandi Biel! Mandi? Mandi Biel? Mandi Biel! Mandi Biel! Mandi? Mandi Biel! Mandi Biel. Biel a cui? Mandi Biel! Mandi Biel. Mandi Biel. Mandi Biel! Mandi Biel. E dopo? Pronto, via. Pronto? Non hai visto Pronto? la No. famiglia di Mandi Biel che sta crescendo però- sempre, ma sempre. però c'è quello lì Sì, che ma a me- cosa fai con questo? Cosa fai che è mio? Cosa fai? C'è quello lì che mi fa morire, quello che parla al bicchiere e beve dal microfono, quello lì è fortissimo. Parla e beve, beve e parla. Bravissimo. Col microfono beve e col bicchiere parla. Quello è Ah, fortissimo. Zio, dobbiamo invitarlo senti, qua a bere un caffè con dobbiamo- noi, quel personaggio. E poi se la mangia la tazzina. E allora noi beviamo. Dobbiamo fare- ragazzi. Allora, fuori il tempo. Fuori il tempo Caro e zio, facciamo. Lo Io ricordiamo. che è freddo sto L'unico caffè, caffè. io Ma non- se era sopra la pizza. Insomma la pizza vuol dire che è ghiacciata anche la pizza. L'unico caffè che fa innervosire gli avversari, lo ricordiamo? In che senso? Speriamo Nel che senso che il caffè di Totò, questo qua, il grande bomber del campionato italiano, e domani spero che la butti dentro contro la Z. uno, anche 3 volte buttarla. Dall'inizio alla Speriamo. fine. Perché dobbiamo passare. dobbiamo passare. 2. Però che bella giornata oggi. Bellissima, Mamma mia, bellissima, gelato, bellissima. gelato. È gelato? Mamma mia. Ma è meglio un caffè gelato o un gelato, Un gelato caffè. Meglio un gelato caffè. Meglio il gelato caffè. Vabbè, chiederemo a Totò di farci anche un gelato caffè. Magari con l'aiuto di Roncolino. Ciao Simone, noi ti salutiamo. Sappiamo che ci guardi in streaming sul sito udineventi.it. Sì. Poi c'è tanta gente che ci scrive anche sulla nostra pagina ufficiale di Facce Buche di Facebook. Ah sì, è vero. Quindi abbiamo una pagina ufficiale di Mandi Biel. Mandi Biel. C'è anche una pagina parallela, quella della Patrizia. Tu conosci la Patrizia? Come no? Tanta roba, qua gli Come amici no, non stanno conosco la mettendo anche Patrizia. Se non la conosco io la Patrizia, che è la mia metà, scusa, chi vuoi che la conosco conosca? un quartino io di Patrizia, io. Un quartino. Diciamo che è ancora meno, un Ancora decimo. meno, un decimo. Non mi dai neanche un quartino. Vabbè, Patti, io ti saluto. Comunque stiamo aumentando, quindi cliccate. Mi piace. Mi piace. Perché? Perché clicca, mi piace. Senti, poi ma sto fatto qua che uno parla No, gesticolando. non fare così, perché ecco. ieri ho No, visto sai in una perché? trasmissione che un noto conduttore televisivo faceva così, anche lui si lavava le mani. Ma se io faccio. Cosa stai vedendo? No, stavo guardando se si vedono bene le mani, no? Ma le mani facciamole vedere le maniche. Se io facendo così gesticolo, Sì? se muovo la testa, E cosa fai, la campana? testicolo, no? Eccolo qua, è il testicolo. Mamma mia. Oh, zio. ma Tu io, sei- guarda, sei avanti, zio. io con te perdo tempo. Io sto perdendo la pazienza con te, zio. Ma Io la no, perdo. non mi dire. Sì, mi diverto tantissimo, ma perdo la pazienza. Allora, sai cosa ti dico? Raccontami una delle tue fantastiche barzellette. Avanti con la musichetta da barzelletta. Alzo le mani, io, Alzo le mani. Una barzelletta, questa è lunga, non so, ce la facciamo? Ma hai circa 8 minuti, vedi tu? 8 minuti. Allora, una vecchia signora, come ognuno la chiami come vuole, si presenta alla Banca d'Italia e pretende di parlare direttamente col presidente della banca perché vuole depositare una grossa somma di denaro. Perché? Perché vuole depositarla. L'impiegato, dopo tante discussioni, si convince e la porta dal presidente. Allora la vecchietta dice: signor presidente, io volevo parlare con lei perché ho una grossa somma di denaro da depositare. Facendo il gesto di appoggia sul tavolo, dice: ho 500.000 euro, sono tutti i miei risparmi.
Oh, il presidente dice, ma signora, mi tolgo una curiosità, no? Tutti questi risparmi, mi distrae lo studio. Tutti questi risparmi, come ha fatto a raccimolarne così tante? E dice, facendo le scommesse. Ah, dice, scommesse al gioco, al casino, non so. No, dice, proprio scommesse tipo, che ne so, scommettiamo che lei... no, non si può dire scommettiamo che, Ah no? No. Allora, scommettiamo, puntini, che lei ha le palle quadrate? No, ma non è finita, E noi sai che ridiamo in anticipo. E il presidente fa, oddio, ma è una scommessa che io, sì, sono sicuro di vincere. No, se lei è d'accordo, scommettiamo. Bene, fa il presidente, scommettiamo 25.000 euro. Oh, la signora subito accetta immediatamente, va bene. E però dice, visto la somma, insomma, che è abbastanza significativa, domani ci vediamo qui alle 10 circa, che io vengo col mio avvocato in modo che mi faccia da testimone, perché insomma, mica una scommessa micio, Cioè, basta, stringono la mano, fanno il patto. Il direttore durante la notte che si controllava, il presidente si controllava, no? Dice, guardava se c'era possibile, certo, guardava, dice io sono sicuro di averle tonde, si guardava allo specchio, fatto sta che non ha dormito tutta la notte, povere. Insomma, la mattina in banca alle 10 in punto si presenta la vecchietta col suo avvocato. Arriva lì, presidente, questo è il mio avvocato, bene, allora la scommessa è sempre valida? Sì, certo. Bene, la vecchietta fa, signor presidente, lei permette, dobbiamo verificare quello che abbiamo detto. Il presidente rammaricato tira giù i pantaloni e la vecchietta dice, ma scusi, posso anche toccare perché insomma mica alla vista può essere 25.000 euro. 25.000. Sì, certo, pazienza che fa il presidente, cosa vuole che faccia? Bene, in quel momento che la vecchietta tocca le palle al presidente, l'avvocato prende una rincorsa, sbang, e va a sbattere la testa al muro. Il presidente giustamente dice, ma scusi signora, ma perché il suo avvocato fa così? Ah, poi che ne so, probabilmente perché ho scommesso con lui 100.000 euro che alle 10 circa avrei avuto le palle in mano del Presidente della Banca d'Italia. Ma vaffanculo, va! Grandissimo, sì, anche bella, questa è bellissima! Bellissimissima! Guarda, ho sentito anche il voto del direttore, si è lanciato. E se palle non lo potevo dire, direttore, guardi i soldi delle multe, guardi. Si può dire palle? Ma non puoi, io arrivo qua con 2 piotte, arrivo. Ma tu sei un morto di fame. E allora beccate anche questi qua, lo sai che tu lo sai, incredibile. E come paghi le multe al direttore? Attenzione, qua stiamo andando in pubblicità. Mamma mia cosa ho visto, non ci credevo, ma c'è? Ma c'è? In che senso? Nel senso che è arrivato, è arrivato. Cari telespettatori, incredibile. Questa sarà una puntata veramente con la punta. Una puntata con la punta. Con la P maiuscola? Con la di P. Come Iva P? Oppure? Non mi viene neanche a te. Comunque, cosa vi dico? Paura! Non cambiate canale perché veramente qua dopo la pubblicità. Mamma mia, io sto già sudando, zio. Guarda, veramente, oggi sarà veramente un grande patatrack. Quindi, sai cosa ti dico? Io saluto. Cosa volevi? Volevi sputare? No, volevo pulirti. Puliscimelo, zio. Luccico, brillo. Ma è appiccicoso, è il gel, uso il gel, zio, tu lo sai. Quindi, prima di lasciarci per la pubblicità, volevo salutare tutti gli amici Urbanaria, perché dopo che sono questi, Urbanaria, mica Luca e tutto il suo staff. Questi. Urbanaria, tutto il credo. Poi saluto Florianci, dove sei? Giordano, è qua. Bacialo, di nuovo. Dai, che poi mi viene. Io lo bacio. Non ci sono problemi. Tu mi dici quello che devo fare. E poi salutiamo gli amici della Simp e salutiamo anche quel birichino di Tobia dello Sport, l'amico della Bruna. No, quello lo saluti tu, io non lo so. Io saluto dello Sport, saluto la Bruna, saluto la Bionda, saluto tutti gli amici di Percoco. No, quelli no, mi dissocio. Dello Sport mi dissocio. Io saluto anche gli amici della Tecno Copy Buri.
Ma non lo dici perché? Perché ti dissoci, zio? No, non me lo chiedi, No, non mi dissocio, non mi dissocio. Tu non mi chiedi a me perché, zio, ti dissoci? Tu vuoi mi che devi... lo chieda? Perché? Tu mi devi chiedere a me perché ti dissoci, zio. Io lo chiedo, perché, zio, ti dissoci? Perché io non ho la felpa. E io ne ho 2. baffa! E tu ne hai 2, 3, 4, 5. E quindi arriverà la terza. 15 ne hai. Quindi. Sapete il Poma che fa? Manda là. Pubblicità! E rimanete qua perché ne vedrete delle belle tra poco, eh? Paura. E cari telespettatori, siamo arrivati qua, panico e paura, paura e panico, però siamo qua, quindi il pane? Il pane e vino arriva con la sorpresa, pane, salame, sorpresa, vino, sananiere, c'è di tutto, quindi avanti con la musica, se arrivate i nostri personaggi, non lasciateci, avanti con la musica. Eccoli. Buonasera, vieni di qua, cosa fai qua? Buonasera, cosa c'è qua? Siediti qua, buonasera. Posso entrare? Ma prima io sono... Attento. Sono troppi cavi qua, Senti, la polizia che ti ha salutato con la paletta, cosa... Intanto, piano. Io sono veramente emozionato, mi sente? Mi sentite? Ti sentiamo, guarda che attrezzatura, chi è che ti ha montato il tutto qui? Chi è che ti ha... C'è un certo Giugino sopra, mi sembra. Gigino che ti ha montato, lo sapevo. Giugino. Ma cosa abbiamo combinato? Igor, non si poteva entrare in studio, Igor. Piano. Tanto buonasera, signor Gerry Scotti, buonasera, come sono il Poma. Il Poma, lei mi ha chiamato la scorsa settimana che ero al centro commerciale, là, le cose. Quella signora, ero io. Quale signora? Io ero solo con lo strachino in mano. Volevo fare collegamenti telefonici con lei, non volevo... Con questo telefono qua che... Ma perché? Intanto buonasera. Io sono emozionato, non so contenermi, Anche noi non ci sappiamo contenere dalle emozioni, io mi sto gonfiando addirittura, va bene? Lei si sta... Ragazzi! Da dove viene questa gente qua? La gente qua qui siamo tantissime persone in questo momento che ci guardano da casa. 1, 2, 3, 4. In che senso? Siamo milioni e milioni di telespettatori qua. Siamo su Telefriuli. Sì, lo so, intanto volevo salutare tutti i miei pendenti, salve, i miei pendenti che sono dipendenti. Io non so che lingua parla, però io parlo con quelli della mia segheria, sono lì che mi guardano. No, attenti con le seghe perché loro... Ma sa che qui lo zio se le fa le seghe con Ivan P? Vuole sentire? Prego? Lo zio si fa tante seghe. Lasciamo stare. No, senti. Sentiamo. Questa non è una sega? Sì, senti, ma è quello sbronzo, è tutto sbronzo, è sempre sbronzo. Ma si fa, dove lavora? Sui cops lei per caso? Sì, sui cops. Senti, Beppe, ma visto che tu usi la sega, no? Quando ti incazzi? Quando ti incazzi, tiri la sega a un passante o... Possiamo andare avanti che io non lo capisco? Hai ragione, lui. Allora, lo zio Siculo è il barbe di... Non è che sta ridendo? Pronto, Igor? Pronto. Ma questo è Beppi? Ma questo è Beppi, ma... Allora si presenti, ma Beppi... siamo amici, Beppi, come stai? Ma signore, è la voce delle Spruzzi! Ma cosa ci fa, signor Spruzzi? Pezzi. Il pezzi, è quello della radio Spruzzi! Buonasera, vedo che non so dov'è che adesso in questo momento me lo sto cercando. È quello della radio a pezzi, ogni giovedì sera su Radio Fantasy. E lo so, mi chiamano mentre sono lì che... che chiamano, sono loro. Sei te che chiami noi. Ah sì, ecco perché dopo va sulla bolletta. Piano. Come stai? Bene, ma mi viene a trovare... Si può accomodare comunque. No, io sto in piedi perché insomma vorrei vedervi dall'alto. Ascolta Beppi, siccome tu sei un personaggio molto goliardico, presentati, di quello che fai, chi sei, da dove arrivi. Allora, io vengo da Robulon, di Provinac. Da dove viene? Robulon, provincia di Robignac. Guardi pure la telecamera, perché i nostri telespettatori... Sì, non conosco la telecamera, buonasera. E volevo dire solo una cosa, io sono Beppi, ho la segheria davanti, un negozio di segheria e la macelleria dietro, una cosa tutta insieme che lavoro... Com'è? Perché? Com'è? Perché? Perché? Lei cosa fa nella vita? Io mi diverto nella vita. Ecco, io invece lavoro e insomma, allora io faccio segheria davanti e macelleria dietro, insomma, faccio commissioni.
come mai questo business della segheria davanti e la macelleria dietro? Sono cose che me le chiedo ormai da 20 anni. Però va avanti così, va molto bene, le assemblo insieme, no? Il salame, mando via il salame con un sacco di pellet, insomma, tutto insieme, no? La gente è contenta, apprezza la gente. Il salame ne ha portato uno qua. No, Stefano, ha già le mani lunghe il signor Sbronzo. Allora, senta, intanto volevo salutare la mia moglie, che posso salutare la mia moglie che sta lavorando nel... Sì, com'è? Al supermercato, la moglie? No, mia moglie sta lavorando, c'ha una cosa immobiliare, la Montate Sereni. Voglio sentire la Montate Sereni di mia moglie. Mia moglie è Montate Sereni, buonasera, si chiama così. Sì, ma il suo amico lì, cosa fa con la forca? Quello lì parla poco italiano perché adesso ha già bevuto 3 bicchieri. Anche lo zio parla poco italiano, senza bere lo zio. Ci siamo fermati a bere un bicchiere, abbiamo un trasporto eccezionale e sono una soppressa di 3 quintali, una cosa del genere. Sì. Quindi questa è una figlia della soppressa? No, adesso vi spiego, abbiamo tempo? Un pochino, diciamo che abbiamo qualche minutino da dedicarle. Vai, intanto signor Spruzzi! Signor Spruzzi! Mi dica Beppi, mi dica. Intanto come sta? Insomma, adesso non stiamo a perdere Pezzi tempo. comunque, Pezzi. Sì, signor Pezzi! No, grazie, bene, io sto bene, sto bene. Ci sentiamo domani allora! Vabbè, insomma, ci sentiamo sempre. C'è una cosa che le devo raccontare, una cosa. Allora, il mio mastite, il mio braccio grande mastite. Grande sta cosa perché sa l'ultima di mastite, no? Mastite è il mio braccio destro, insomma, una cosa del genere. Un braccetto? Un braccetto, fa parte comunque della segheria. Questo si inventa tante cose nuove, ad esempio siamo andati a vedere l'Udinese la scorsa settimana con l'Ape. Siamo partiti con l'Ape, sì, con l'Ape in Olanda. Perché insomma si può anche andare con l'Ape. Volato, no, è lui che si inventa ste cose. Paura. Io non capisco ancora che siamo in 4 qua che tutti parlano. La cosa è colpa del DJ. Quindi se vuole dire qualcosa di sensato al DJ, anch'io me lo domando, ma quello è un DJ? Piano. Allora, ricapitoliamo. Ricapitoliamo. Allora, questo qua si è inventato di portarmi delle scimmie. Mi hai fatto 14 scimmie, si chiamano i Bonomo. Conosce questo c'è la faccia un po' da Bonomo. C'è un po' la faccia. Lei ha già capito chi sono? Io ho già capito tutto. C'è un casino. C'è un casino. C'è un casino in casa. Comunque, cose da raccontare tutte domani al signor Sprizzi. Allora, al signor Pezzi, e questo qua è Loris Fabbro di Pavia che sta suonando. Lo facciamo entrare o no? Se suona, starà lì col campanello attaccato. Ma guardi che se entra dentro ci fa un ciappello così a tutti quanti. È quello che faccio da stupido, ci vuole altro. Vedi, hai sentito? Io sto per le mie. Allora, io dovrei raccontarvi. Igor. Sì, dimmi. Senti, digli a Loris che rimanga fuori ancora per un momento. Per favore. Glielo dico io, Grazie. non ti preoccupare. Può andare avanti. Vada, Beppi. Buonasera, signor Igor. No, vada avanti, allora, vada avanti. Piano. Allora, io vengo qui a presentarvi adesso, vorrei anche i telespettatori. Mi raccomando, è un messaggio promozionale questo, perché siamo in fascia un attimino protetta? No, perché se Bolino rosso? Qui, non è da bolino rosso, è da bolino e basta. Dai. Allora, si vede? Allora, volevo che coloro che sono a casa o in macchina, insomma, notate la differenza? Ci sono differenze? Lo chiediamo allo zio. Che sono esperto di salami. Lui è l'esperto di salami. Questo è l'esperto di seghe di salami, non ne sa niente. Questo è esperto di seghe, secondo me, è lo zio. Ma lei continua. Il DJ, no, niente. Allora, notate la differenza? Sì. Ecco, mastite? Mastite, mio povero ha dovuto fare tre lavande gastriche per capire qual è la differenza. Allora, questi sono i miei prodotti, si vede? Si nota, annusi. Cos'è? Stagionatura di circa 13 mesi qui, Capisci niente? Che devo dire? Questo è il naso otturato, per forza di seghe c'è il naso otturato. Proviamo con il DJ, posso? Prego. Proviamo. Però sude del molliccio, non so se... A me è troppo usato. Secondo me 11 mesi. 11? Vogliamo tirare ancora all'8? Signor Pezzi, secondo lei di quanti mesucci è questa? E ovviamente un'altra grande, sono il tronchetto della felicità che dentro c'ha anche del boost. Che io non so che cosa e c'è anche dei booster e insomma della lingua, si usa a fare tanto anche questa cosa qua, degli abbinamenti strani. In che senso? In che senso? Perché
qui i telespettatori ce lo chiedono. Allora, ricapitoliamo. Noi abbiamo il signor Beppi, un grandissimo imprenditore della sega e del... si può dire? Ancora! E del maiale? E del maiale, insomma, sì, faccio un po' di tutto, faccio in particolare sono anche le mensole, faccio cornici sott'olio, faccio un po' di tutto, insomma. Abbino un pochettino, insomma, gli alimenti con... Gli alimenti con la legna. Con la legna. Ma lei vende molto all'estero anche? Sì, vedo molto, io sono internazionale, io importo in tutto il mondo, da Udine a Tarvisio, da Tarvisio a Lumignacco, insomma, tutto il mondo, sì, tutto il mondo. Cioè, on the wall. Io ancora non capisco, cioè, sono in preda a uno spasmo. Allora, facciamo così. Adesso, lei si deve solamente rilassare. No, una cosa, io non è che io mi sono tanto rilasciato, mi hanno detto che qua ci fa il pieno. Lugino! Il pieno di cosa? E io sono venuto a fare il pieno perché insomma il mio amico Lugino. Ma con quello che costa la benzina, secondo lei noi le facciamo il pieno? Per fortuna, il pieno? Per fortuna che stai arrivando i corpezzi. Vieni qua. E questo uomo io mi sento. Io te lo do. Incredibile. Ti sei emozionato? Stagionatura 3-4 mesi circa più o meno. Ma io la pensavo piacere, finalmente io la conosco. Io la pensavo ogni giovedì sera. Io la pensavo diversamente comunque. Lei è alto, bello. Diversamente. Il signor Gerry Scotti stia calmo. Non mi chiama direttore, mi chiama... Direttore! Eccolo qua, lo sapevo. Io non mi immaginavo un 48 di piedi, insomma. No, è 45. Una cosa, lei è entusiasmante. Grazie, anche lei è un personaggio incredibile. Devo fare una foto al signor Struzzi, perché veramente... Il signor Pezzi. No, veramente. Come la radio a pezzi. Sai cosa facciamo adesso? Per un attimino... Per raffreddare i bollenti spiriti. Ma io ha perso la parola, Luzio. Io avrei anche un po' di seta. Io sto guardando spazio al signor Beppi. Allora, facciamo così. Perché lo merita tutto. Ma si può sapere. Ma lavora sui cops questo? No. Perché, insomma, fagli il pieno di Zibibbo, zio. Bianco o rosso? Cosa? Un bel pieno di Zibibbo. È un noto vino. Lei non è italiano, no? No. È siciliano. Siciliano. Io mi hanno rifilato i canali, quelli con salame, buoni, sono veramente buoni i canali. Spero che te l'abbiano rifilati davanti. Io smetto perché non è italiano. Prego, vado avanti. Ma quella persona lì, cioè, lui sta ridendo, per fortuna ride, quindi capisce qualcosa. Chi è lui, scusa, Beppi? Allora, devo fare questa roba. Posso... Stia calmo. Presentiamo. Lui parla in italiano un po' stretto perché adesso ha bevuto già 4, non si può dire. Ti passo davanti, non è molto bello però. Passa davanti. Come ti chiami? Io Andrea. Sei un collaboratore di Beppi? Sì, ma adesso ho bevuto un po' qualcosa. No, lascia stare sta cosa, ma vabbè, ma perché lo porti ubriaco, scusa? No, perché di cosa ti occupi nell'azienda di... Io mi occupo con lui, sì, un po' di tutto, gli do una mano a fare... Un po' di tutto, insomma, va bene, incredibile. Allora, facciamo così, visto che... Chi è che guidava? Guidava lei o guidava il suo collaboratore? Adesso ci alterniamo, vediamo un pochettino come vanno. Allora, facciamo così. Mandiamo adesso un bel contributo sulla sicurezza stradale in questo momento. Io posso salutare Beppi perché adesso me ne torno in voglio che tu rimanga qua con noi a vedere il contributo dello studio Macor sulla sicurezza stradale. Vediamolo insieme. Io sono uno che io mi dopo. Avanti con il contributo, rimanete qua, Piano. È meglio che curare. Mani Biel. Oggi parleremo di cose molto ma molto importanti, quindi aprite bene le orecchie. L'alcol è una droga perché provoca tossicità, dipendenza, tolleranza, disturbi comportamentali e alterazione della percezione. Alcuni esempi: fino a 0,50 grammi di etanolo per litro di sangue equivalgono a una bottiglia di birra, mezzo calice di vino, 2/3 di bicchiere di vino liquoroso, mezzo bicchiere di superalcolico o 2/3 di bicchiere di champagne. Cosa prevede la legge? Dai 0,5 ai 0,8 grammi per litro una sanzione amministrativa che va dai 500 ai 2000 euro e sospensione dai 3 ai 6 mesi della patente. Dai 0,8 agli 1,5 grammi per litro la sanzione è reato penale, da 800 euro a 3.200 euro, arresto fino a 6 mesi, sospensione dai 6 mesi a 1 anno. Oltre 1,5 grammi per litro la sanzione è reato penale, da 1.500 a 6.000 euro, arresto dai 6 mesi a 1 anno,
Sospensione da 1 a 2 anni per la patente. I neopatentati e conducenti di età inferiore ai 21 anni e i conducenti di professione non possono bere alcolici prima di mettersi alla guida. Per essi infatti è cancellata anche la soglia di tolleranza dai 0 ai 0,4 grammi per litro. Vige il divieto totale di bere prima di guidare. Oltre all'1,5 grammi per litro, gli anni di sospensione raddoppiano se il veicolo non è di proprietà del guidatore, altrimenti scatta la confisca del mezzo. In caso di recidività, durante un biennio, la patente viene revocata, annullata permanentemente. Effetti sulla vista. A. Visione normale. B. Effetto sdoppiamento. C. Effetto tunnel. Il pedone si rende visibile quando l'auto rossa si trova nel punto X. Alla velocità di 30 km/h il guidatore sobrio inizia a frenare nel punto A, mentre il guidatore con tasso attorno allo 0,5 inizia a frenare nel punto B, percorrendo 8 metri in più del guidatore sobrio. Il nostro pedone non potrà dire più mandi bien. Effetti sulla guida, sottovalutazione delle situazioni di pericolo, viaggiare a forte velocità, difficoltà di concentrazione, riduzione della valutazione delle distanze e della velocità, sorpassi azzardati, frenare a causa di ostacoli inesistenti, riduzione dei tempi di reazione, semaforo rosso. Riassumendo, fino a 0,5 grammi litro è tutto ok, oltre i 0,5 grammi litro guida in stato di ebbrezza, quindi è un reato. Guida sicura senza alcol. Prevenire è meglio che curare. Signor Beppi, ha visto questo contributo fantastico dello studio Macor? Io vorrei fare presente al mio amico Andrea, perché questo qua, hai capito qualcosa? Io spero, perché insomma adesso hai visto, devi frenare a 20-30 e cose là, dopo là che c'è il semaforo rosso. Insomma, non tocca essere responsabili quando ci si mette alla guida, e poi soprattutto non tocca neanche toccare un filo di alcol, mi raccomando. Neanche un filo di alcol, cosa siamo venuti a fare così? Senta, prima cosa volevo intanto la televisione ingrassa. Ah, la televisione, ma io sono grasso. No, la vedo molto in carne in televisione, non è uguale. Mi vuole dare dello smizzo? Guarda. Beppi. Allora Beppi, io la devo salutare. Come devo salutare? Devo andare via. Adesso deve programmare. Sì. Per domani sera il suo intervento. Perché no, papà, lui chiama quando vuole, così, chiama. Quando? Insomma, chiamo quando sono lì, quella grossona mia moglie, insomma, io mi tengo lontano da quella grossona, insomma, vado in segheria e lo chiamo, no? Perché insomma. Dica davanti alle telecamere che ama sua moglie, lo dica. Mamma mia, quella smilza della signora. Allora io volevo salutare ancora mia moglie che lavora lì come ho detto, mi ricordo neanche più. Segheria. No, che segheria? Cancelleria. No, lei lavora, è direttrice, insomma, della Montate Serene, la Montate Sereni della mia moglie. All'agenzia immobiliare. Allora, c'è un casino qui dentro, insomma. No, nella Montate Sereni mia moglie, insomma, e volevo salutarla, insomma, io come si dice? Ti amo? Può dirlo. Lei ama sua moglie. Lei ama sua moglie. Saluto, Beppi, stammi bene. Per me, no, un piacere mio. Io sono tranquillo. ingrandito da questa cosa. Diciamo che domani quindi il signor Pezzi la farà entrare, spalancherà le porte della radio a Pezzi per lei. Lei domani. Non esageriamo. Una promessa, gliela strappiamo, una promessa. Domani il Beppi lo vogliamo dentro gli studi della radio a Pezzi. Addirittura? No, sì. No, adesso è un po' troppo, insomma. Adesso io ho preso ferie per venire qua, insomma. Cioè io che deve lavorare nella io devo anche lavorare. No, dai, adesso siamo in navi scoperta, io. In nave scoperta, sì. Magari. Ma lei, io so che lei ogni tanto va per suonare il campanello, un po' il Loris della situazione. Lei lei si sbaglia con un altro, mi sembra che sia un Mario. Come si chiama? Mario Di Paolaro. Mario Di Paolaro. No, lo sento che quando ascolto la radio a Pezzi, lo sento sempre che Mario. Che ha chiamato anche qua un paio di volte. Ci volevo salutare Mario Di Paolaro, prima o poi arriva anche a te, prima o poi. Allora, facciamo così, domani no, anche perché abbiamo altre cose da fare, non possiamo domani, però nei giovedì futuri, prima del mese di maggio, perché ce la facciamo nel mese di maggio, no? Il mese di mai, il mese di mai però, attenzione, il mese di mai. Lei è invitato alla radio a Pezzi, va bene? Hai sentito? Segna? Ok. Benissimo. Abbiamo segnato sul ghiaccio?
Io non so neanche più cosa pensare. Guardi, io mi inginocchio alla maestà del... quindi lo ricordiamo, domani Grazie, sera, direttore. Radio Fantasy, ore 20, inizia la radio a pezzi. Dalle 20 alle 22. Sì, esatto, la Dalle radio a 22. pezzi, certo, certo. Guarda la diretta, sentite, Sì, vuole anche rispondere lei? O rispondo io? Rispondo io. Pronto? Ecco. È incredibile, siamo in TV, tra l'altro. Incredibile. Buon pomeriggio a lei. Guardi, io le dico una cosa, siamo in diretta televisiva e stiamo parlando la richiamo con a lei. più tardi, stiamo chiamando tantissimi telespettatori. Ci sentiamo tra pochi istanti. La ringrazio, Mandi Biel. Ma ti saluto. Guarda che mi Ciao sciocca. zio. Grazie, Igor, grazie. Ciao zio, ci vediamo. Ciao, Igor. Ciao, Igor. Pronto? Ciao. Siamo in diretta televisiva qui. Sì, In diretta televisiva. Siamo a cama più tardi, magari insomma. Sì, perché adesso si può anche chiamare in televisione. Sì. Allora, arrivo. Allora, si sieda perché questo è il momento adesso. Sì. Sulla barzelletta dello zio, lei ha qualcosa da Bene, dire? è stato un piacere, io la ringrazio. No, ma no, le barzellette dello zio sono famosissime in tutto il Friuli, Venezia Giulia. Signor Bepi però potrebbe raccontarne una. No, io non parlo questa cosa. Non parlo. Lei è quello che... Tu fai solo salame e seghe, basta. Zio, Io mi siedo. no, ecco, lei si siede perché lo zio adesso deve raccontarci una barzelletta sulla sicurezza. Sulla sicurezza. Mi arriva, buonasera. No. Prego, guarda. Non è una barzelletta. Non ci sono problemi. No, a Tu proposito mi della dici quello che devo fare. non la faccio. Io volevo dire solamente che a proposito di sicurezza, no, che deve andare piano, non si guida così, non si guida colà. Non si beve quando si Allora, deve guidare. nei modi di dire o nei proverbi si dice chi va sano va piano e va lontano. Giusto, Poma? Hai visto? È un filosofo lo zio. Però si dice anche chi tardi arriva, male alloggia. Allora si può sapere a che cazzo di velocità devo andare io per arrivare sano Secondo e lei, per alloggiare bene. Beppe, a che velocità deve andare lo zio per insomma prendere tutto? Ma è finita? E non era una barzelletta. Non è una barzelletta. Signor Beppi, non è una barzelletta. Allora, pensavo che io fare la risata, insomma. Doveva farla. Fate una risata, dai. Signor Beppi, Andrea, per favore, per favore. rida per me che è pagato. Allora facciamo così. Prego. Se io le dico indovino indovinello, chi è questo? Lo facciamo vedere anche al pubblico da casa. Cloroclores. No! Ah, no. Ma No, però non si può. Era sindaco sua. come sindaco? Chi è? È Totò! È Totò di Natale! Insomma, il campione, sì, lo conosce lei, lo conosce? Sì, ha lavorato 2 anni per me nel reparto smistamenti. Come reparto smistamenti di cosa? Quello è il bomber della... Allora, mi ha schiamato una volta il Pozzo all'inizio. Quando... Il Paron? L'ha chiamata a lei? Io sono il Paron. Mi ha chiamato Spozzo e mi ha detto. Pronto? Io adesso non capisco più niente perché. Mi ha chiamato Spozzo e mi ha detto fagli fare un po' di gavetta. Insomma. A Totò di Natale? Certo. E lei cosa ha fatto? L'ho messo subito nei reparti smistamenti. Allora lui era col salame da una parte, una pallonata dall'altra, il salame da una parte, la pallonata. Insomma, il mio Spozzo me l'ha dato e ha fatto 2 anni dure e si vede che adesso i risultati. Insomma, i risultati adesso smista. Con la tua faccia da stupido. Capito? Questa è la adesso... Pozzo. No, non deve fare così, non deve fare così. Però quindi questo ha lavorato da lei. Il Beppi si prende tutte le responsabilità, Io se vuole tornare dopo aver giocato a calcio può tornare quando vuole, insomma. A smistare. Mi manda curriculum e insomma. Il curriculum. Insomma, da me si parla così, insomma. Però è bella giornata. Ma zio, tu lo capisci il Beppi, no? Sì, no, come no, è poliglotta lui. È molto poliglotta. Molto. Ma ce l'ha con me quello delle seghe? No, non ce l'ha con te. L'unica cosa, ma domani sarà allo Stadio Friuli, perché domani noi giochiamo un'importantissima partita, Come vista noi che noi tutti insieme, perché anche Beppi gioca, in Stadio diamo Olanda l'assistenza. abbiamo preso 2 No, pallini. Abbiamo preso 2 panini, sì, in Olanda e adesso, ci torno nel secondo tempo che finisco di lavorare, chiamo anche Spruzzi. Igor Pezzi. Sì, il direttore, quello che era adesso. Il direttore. E poi vado allo stadio almeno nel secondo tempo, mi vedo contro la Z Cataran, le coso. La Z Cataran. Guardi, si è ripreso anche il suo amico, si è ripreso, No, non sta bene. Anche lei è tifosissimo, Di che cosa? Dello Spritz Aperol. Dello Spritz Aperol. È molto tifoso dello Spritz Aperol. Senti, e l'Alexis Sabot e la Spangaro, lei la conosce? Le conosce tutte e due? A me mi sembra di averle viste, sì. Ho appena uscito una bionda alta e tutta cosata. Insomma. Alexis era?
La Sabot. Era lei. Era lei. Poi c'è... Ragazzi! Anche la... Ma no. Anche la Sprandaro. La Spangaro, veramente, sono due donne che... Per la Madonna! Ecco, sono due donne che quando ci penso, insomma, è proprio un patatrac. Un bel patatrac. E quindi mi saluti anche Guido Comirato a questo punto. C'è anche Guido qui? No, non è qui in questo momento, però la sta guardando da casa Guido. O la sta guardando in streaming. Dov'è streaming? No, che paese? No, diciamo che qui i telespettatori, oltre che in Ma qua TV, si usa un verbio agiatavo, e tutte cose un po' strane, insomma. si usano cose un po' strane, ma non troppo. È il bello della televisione. È il bello della televisione, perché i telespettatori ci possono guardare da tutto il mondo in streaming sul sito www.udine2020.it. Perché? Tu lo sapevi? Sì, allora ne approfitto per salutare mio cugino che è in Canada, che ha fatto un ordine di pancette, dovrebbe arrivare nel Natale del 2014. Io male, comunque... stagionatissime. No, gliel'ho spedito adesso, insomma, possiamo andare avanti? Zio, cosa dobbiamo fare con me? Perché indietro non si perché può. Indietro non si può andare indietro, Indietro non si può andare. No, che c'ho da fare, insomma, ho lasciato i miei pendenti su da sole adesso, che non è che cazzezzano in giro. Adesso lei sa che chi le fa? Da qui li seguiamo i dipendenti. Ha visto? Sente? Stanno lavorando, Ascolti, non sono mica in un cantiere edile io, insomma. Ma stanno buttando giù la fabbrica, io telefonerei, Faccio una telefonata perché io adesso mi metto d'accordo con lo zio per una cosa. Faccia pure una telefonata alla signora e veda com'è l'azienda. Cosa mi faccio? Mi assento? No, non si assenti, può parlare qua, tanto siamo tutti una grande famiglia, Tanto sì, siamo solo noi. Solo che non mi ricordo il numero. Pronto? Sei il numero della segreteria. Andrea, c'è per caso il numero della segreteria? No, tanto non ci arriverà mai perché in questo momento è una città. Ma voi andate avanti col programma che io... Noi andiamo avanti col programma, lei chiami e si accerti che tutti stiano lavorando e che le consegne... Io non ci capisco più qui dentro. Il buongiorno adesso si chiamo. vede dal mattino. Il buongiorno si vede al mattino, zio. Chiamo. Ancora. Ma tutte che... Guarda qua. Ognuno fa quello che vuole, insomma. Ma io adesso aspetto che... È fantastico. Mi dica. Pronto? Attenzione, qui. Pronto? Mamma mia. Mi ripeta tutto perché è una cosa molto particolare. Mi ripeta perché si sieda un momentino. Che siamo in diretta. Mi dica. Non ci sono problemi. Mi dica. Tu mi dici cosa mi devo fare. Mi dica. E io lo faccio. Bene. Sì. Bene, incredibile. È fantastico. Bene. Il Fantastico, guardate. si vede dal mattino. Zio, vieni qua, zio. Io adesso un casino è successo. Ci hanno telefonato. Zio, devi sapere una cosa, te la devo dire perché allora non posso dirla. Sto facendo il DJ. È successa una cosa particolare, zio. Vieni, zio. No, Signor Beppi, lei deve andare di corsa in fabbrica. Sta andando a fuoco. Quindi si sbrighi, saluti tutti e di corsa in fabbrica perché sente? Un disastro, saluti tutti prima della pubblicità. Allora io volevo fare, io saluto di corsa che chiamo il Pompori, chiamo il Pompori. Ma lei c'ha il numero. Io volevo fare un saluto ancora, un saluto a tutti i friulani e ci vediamo presto, magari viene a trovarmi in Segara. Anzi, io lo zio. Facciamo prima che mi si bruci tutto. Vi chiamo, siete tutti oroscoti. Tutti oroscoti. Quindi mi raccomando, tutti ospiti nella segheria del dottor Beppi. Posso darle del dottore? Sì, anche ingegnere, tanto ormai. E sentiamo anche la signora. Grazie Beppi, grazie. Guarda, una cosa, un onore. Signor Pippa, è stato per me un onore veramente. Poma, come Pippa? Seghe, Pippa. Lei in fascia protetta siamo. Lei mi ha regalato un'emozione unica, insomma. Emozione. Va bene. Domani però deve salutarmi, sulla Radio a Pezzi. La saluto, signor Proppa. Vedrà. Comunque rimanete sempre solo qua anche dopo la pubblicità. Beppi lo rivedremo, anche il suo amico. Certo che lo rivedremo. La montate sereni, mia moglie. Ciao, buonasera. Caro direttore, non c'entriamo. Ma poi signor Beppi è un casino. Una bella giornata. Finalmente una bella giornata, siamo tornati, ma perché io dico giustamente, quello è abituato in segheria. Un vulcano, qua ci ha lasciato qua, questa è la diretta, veramente un macello. Comunque, cari telespettatori, qua veramente il Beppi
è stato veramente imprevedibile, ma io non pensavo che arrivasse qua veramente, zio, Pensavo che si limitasse alle telefonate, invece era qua. Un personaggio che speriamo di rivedere, come vogliamo vedere Loris, ma non adesso, caro Loris. Salutiamo anche tutti gli amici di Bibbione, sappiamo che la stagione è alle porte, perché il sole di Bibbione, non dico che è più bello, perché il sole è già bello, però è più caldo, è il più caldo d'Italia il sole di Bibbione. Non l'ho toccato. Non l'hai toccato? Ma non ti ha toccato, cioè tu sei abbronzato, zio. È il sole che... Sono stato in quello siculo io. In quello siculo. E in quello egiziano, che tu sai benissimo. Ecco, pronto? Pronto? Chi è? Chi c'è? Non c'è nessuno, era una finta. Tu, non c'è nessuno. Sì? Vicino. Sono io, la regia. Oh, abbiamo la regia. Cara regia, ci dica tutto. Senti una cosa, così per caso. Non è che Beppi ha dimenticato il salame? Magari, si è portato via anche il salame, anche il pieno. È la prima cosa cosa l'ho che chiamata a fare allora. Regia, è la prima cosa che ha portato via. E comunque era stagionatissimissimo, Come? Troppo. Troppo stagionato? Troppo. Allora, sai cosa ti dico? Cara regia, noi ci dobbiamo riprendere, dobbiamo un attimino resettare lo studio, pulirlo, guarda, quindi avanti con il contributo supersonico dell'amico Franz, in no good, perché in questo momento non è good, Non vedevo l'ora. Lo sapevo, caro Franz, avanti con il contributo supersonico. Vai. I'm a lover.
Ed eccoci tornati. Questi erano i No Good, direttamente dall'angolo supersonico dell'amico Franz Contadini. Perché? Perché è un gruppo veramente emergente, veramente tosto, che prima o poi avremo anche qui con noi negli studi di Mandy Biel. Perché? Perché questa sera, volevo ricordarti, caro zio, stasera c'è il grandissimo concerto di Giorgia. Tu conosci Giorgia? No, io mi pareva che stessi dicendo che c'era l'incontro di Champions Chelsea-Napoli. No. Quello arriva Giorgia. questa sera, però noi dobbiamo andare a vedere tutti insieme Giorgia, perché c'è dietro le apparenze il Tour 2012 una nota cantante italiana, Giorgia. Nota. Sì, andiamoci piano. Notissima, quindi per favore, ci sono ancora dei biglietti disponibili, tutti questa sera al Carnera, Parasport Carnera. Ecco, saluto anche tutti gli amici della Alzalea Promotion. Ciao Luigi. Che capienza ha il Carnera Super Giù? 20.000 spettatori, 20.000. Scherzavo, zio, non sono 20.000, zio. Quanto? 10.000? Vedi che tu sei uno che abbocca. A bocca perché io sono come il pesce. Non so quante persone 10.000, ci sono ancora 9.999 biglietti. Eccolo qua lo zio. Tu zio, sei veramente tremendo. Comunque questa sera io sono a vedere Giorgia e dopo mi vedrò gli highlights. Mi vedrò il highlights del Napoli contro gli highlights del Napoli contro il Chelsea. Che significa? Ma dopo in che senso? Ma il concerto quanto dura? Dalle 7 alle 8? 2 ore di concerto? Fa l'happy hour praticamente. Dopo farà l'happy hour, magari lo viene a far qua l'happy hour. Chi? La Giorgia. Dimmelo che io non ci sarò quel giorno. Ecco, lo sapevo, caro zio. Senti, ma niente, pensavo un po' di dubbi, sai? Su cosa, zio? Non so, cose così, sui luoghi comuni, robe così. Ma tipo, cosa ti passa per... Cioè, si avvicina l'estate e tu hai dubbi? Ad esempio, si dice, no? Che Gatta Cicova, no? È un modo di dire, è un modo di dire. Ma se Gatta Cicova, la gallina che fa? La gallina fa l'uovo sodo direttamente, se la gatta Cicova. Oppure la strega, quando è triste, ha il magone? No. Non ha il magone. Oppure, no? Ma se i ragazzi, no, anzi, se i benestanti di Roma si chiamano la Roma Bene. Perché benestanti di Roma? E se i benestanti di Firenze? Si chiamano la Firenze Bene. Perché? E i benestanti di Lecco? Dillo al direttore, dillo al direttore. Direttore, senta questa. Quali sono i benestanti di Lecco? Dillo. Sono la Lecco Bene. Eccoci qua, la lecco per bene, no? Io ci metto il pere, ci metto anche. Ma se un vegetariano gioca a scacchi, può mangiare il cavallo? Caro direttore, io non c'entro e mi dissocio come sempre, Questo paga e fa quello che vuole. Poi veda lei, Ma... E poi? Che ne so, poi altri dubbi, ad esempio. Dubbi, incertezze. Se un impiegato è una testa di legno. Finché una testa di legno può andare. Viene licenziato in tronco? Secondo me viene licenziato con questa musichetta qua. Facci sentire, caro. Oppure, ma i fiori che amano la notte possono essere piantati nel vaso di notte? Anche sì, perché no? Anche sì. Altrimenti... Alla riunione del gabinetto, i ministri fanno gli stronzi? Secondo me sempre. Il buongiorno si vede dal mattino. Il buongiorno si vede dal mattino, mercoledì 14 marzo. Dai, l'ultima e poi parliamo di cose. Ma se spiego le vele al vento, il vento poi le capisce? Il popolo che ride, ma ve ne rendete conto? Io spero che anche voi da casa... Spero. Ridano, speriamo che ridano. Speriamo. Comunque, qualcuno sicuramente ride. Qualcuno? Anche tu, dai, Poma. Anch'io, io rido dentro, zio, perché... Ma se uno mangia la carne di canguro, poi viene il singhiozzo? E se c'è il singhiozzo, zio? Mandiamo... Volevi una rima qua, ti ho preso. C'è il singhiozzo, facciamo. Siamo quasi in fondo al pozzo, zio, qui, Siamo quasi in fondo al pozzo. Dai, Poma. Senti, caro zio. Sì, tutto bene qui. Io ti dico una cosa. Sì, benissimo. Che... Ma no, non mi disturbi, tranquilla. No. No. Adesso qua facciamo quello che vogliamo. Ma infatti, abbiamo detto prima, facciamo quello che vogliamo. No.
normale. Ma dai, se fossi in diretta non ti risponderei, Io torno. tranquilla. No. Torno a fare il DJ. Ma siamo in diretta, ma Tutto a posto. questa qua è quella del TG, non Ma so. dai, sul serio? Sì, ma lei ha detto pur che... Ma sì, penso si ognuno fa possa quello che fare. vuole, capito? Ognuno fa quello che vuole. No, vabbè. hai ragione. Scusate. No, tranquilla, non disturbo. No, ma voi disturbate, non disturbiamo. No, tranquilla, no, ma magari se, non lo so, dagli pure la famiglia cristiana. Ma no, abbi pazienza, ma sì. Vabbè, allora io vado, cioè, non so, siamo in diretta. Non so cosa dire. Lo Mangiati sai la pizza, com'è non so. qua, lo Vede sai. voi. No, preferirei qualcosa di dolce, se possibile. Di dolce? Questo allora. Vabbè. Zio, No, ma figurati, non c'è bisogno che ci risentiamo in un altro tienili momento. conto. No. Io tutto l'avrei mangiato. Ma me lo mangio io, questo me lo mangio io. Sì, siamo... Hai capito? Sì, abbiamo tanto Tu da continui a fare. far così e lo vedi. No, guarda, hai Zio, ragione, facciamo così, siccome disturbano... Io chiudo tutto. Sì, ci sentiamo in un altro momento. No, ma non capisco niente neanch'io così. Ma guarda questa. Ok, ciao. Questo è il direttore, perché noi ci comportiamo male e lui ci mette alla prova. Vedi, hai capito? Alessandra viene qua, fa quello che vuole, ma non so io. Non so, adesso viene ma Paroni, vieni anche tu, non so io. Sì, lo so, veniamo tutti. Ognuno fa quello che vuole. Chiama! No, bella giornata per noi. È una bellissima giornata, zio. Il buongiorno si vede dal mattino. Sei venuto da qua, prendo il telefono. Questa è una trasmissione seria, serissima. Qualche hanno mandato un messaggio. Vogliono conoscere la signorina, la bellissima ragazza che era qua. Questa è Alessandra. Possiamo chiamarla? Una super donna. Beh, io la chiamerei, vediamo se viene qua. Alessandra, torna qua per favore, se hai coraggio. E poi è già qua. Buono, zio, buono. Buonasera, benvenuta. Volevo dirti che eravamo in diretta, No, ti siedi adesso. Forse non sapeva che... No, adesso gli tireremo le orecchie. Ma la verità, sapete qual è? Che non è proprio la prima incursione che abbiamo fatto nel vostro studio. Non ci credo. Ma siete voi allora che... Che cosa? Che spostate e fate... Al limite veniamo a sistemare. Al limite. Perciò è sparita la pizza qua. La pizza enjoy, no? I cioccolatini. Cosa vuoi dirmi con questo? Cosa succede? Che forse la regia può farti vedere la prova che, insomma, quando non ci siete voi, sì, come posso dire, ci divertiamo un po'. Hai capito? Approfittiamo del vostro studio. È per quello che Mario... Guarda. Ma mica solo io, guarda. Delinquenti, hai capito? Hai visto? Hai capito? Hai capito cosa? Ecco perché tu, Poma, quando arrivi qua, ma è qua tutto spostato. È per quello che Mario se ne sta buono. Se le chitarre non sono più accordate, è colpa di quei... Guarda lì, quei due lì. Hai capito? Hai capito cosa hai capito? Sono quei due lì che capito? E dopo il direttore gli manca il regista, gli manca... hai capito? Hai capito? Manca il microfono. No, calmi, era in pausa pranzo, Per Tutto ciò... Possiamo dirlo, Alessandra? perché... Per fortuna che c'è Pier. Posso dire? No, diciamolo. Sì, il per boss. fortuna. Oggi ho conosciuto anche la mamma io. Del boss? No, la moglie, mia mamma, perché io ho fatto la finta di essere il figlio di Pier. Ho conosciuto anche la mamma di chi? Tua? La mamma mia, volevo fare la finta, però lui mi ha già diseredato. Volevo dirti, se no dopo sembra che io sia bassa. Scendi un attimo dallo sgabello. Allora sali tu per favore. Sei bassa veramente, lo diciamo che sei bassa veramente. Ha ragione. Sfioro di 10 cm il 1,70 m, ma non mi sembra granché. Sfioro? Sì. Senti, oggi ti sei divertita, che giornata hai passato? Stai lavorando, non stai lavorando? No, in questo momento no. Per ovvie ragioni. Sono venuta a trovarvi. Hai fatto benissimo, ma ai nostri telespettatori una notizia bella, carina, perché qua solamente notizie brutte, infelici. Cioè in Italia si parla solamente di cose brutte e tristi. Però c'è una cosa bella, oggi. carina. L'Udinese ha passato il turno. Non ancora, zio, dobbiamo aspettare questa sera. È una bella notizia, no? Comunque. Adesso l'abbiamo spiazzata, Alessandra. Sì, qualcosa di carino. Qualcosa di carino. I telespettatori vogliono sentire qualcosa di bello, positivo. Ah sì, ma voglio dire, il fatto che siamo qua, che continuiamo a essere qua, che ci diamo tanto da fare, è già una buona... Baroni si è dato una pettinata, magari. Questo non lo so. Apriremo in caso il TG questa sera con la notizia, per cui... No, dai, non diciamo cattiveria. Come inizieremo il TG? Dai, la notizia del giorno. Non ci sono problemi. Tu mi dici quello che devo fare. E non lo facciamo. Vedi come funziona così. Non siamo in grado di così, le incursioni
nello studio di Mandibiele. E che incursioni, Secondo me anche il direttore durante la notte viene qui a... Durante la notte, attento che se lo senta la moglie... Noi abbiamo confessato, patteggiamo la pena, ma era solo per dire che sfruttiamo questo studio anche quando voi non ci siete, ve lo teniamo al caldo così quando arrivate. Ma voi fate benissimo, Fabio. Ecco perché c'è caldo ultimamente qua. Perché prima era freddo, mi ricordo il cappotto, adesso invece sta benissimo. Mario soprattutto è contento che gli abbiamo fatto compagnia, perché Mario è sempre lì solo. È sodo, Mario? Solo, no sodo. Ma anche sodo, perché io vedevo una manina morta. È duro, è dai, duro. In questo periodo sta molto duro. No, questo non lo dovevi dire. Mario è simpatico? No. Sì, a suo modo sì. È questione di spread, per gli altri, sale, scende. Per gli altri è simpatico. Cioè ce l'hanno tutti con lui, dai, un po' di solidarietà. Femminile. Io adesso ti voglio deliziare di una barzelletta dello zio, almeno una, quindi ti puoi accomodare? Ci accomodiamo insieme, guarda. Ma guarda che accomoda anch'io. Eccoci qua. Dai, una su due mani. Perché con queste barzellette non vorrei che poi la gente mi picchia per strada. Quella della rana. Non ti picchieranno mai, zio. Voglio quella della rana che hai detto prima, vai. No, quella del marinaio. Dici quella del marinaio. Il marinaio, sai che i periodi di imbarco dei marinai sono abbastanza lunghi, no? Anche 6 mesi. Allora il marinaio dopo 6 mesi di imbarco torna a casa e quindi, come si può ben pensare, ha una voglia matta, non vede l'ora di andare a letto con la moglie, giusto? Con la moglie. Giusto! Con la moglie. Con la moglie, cioè. E la moglie che aveva preparato una bella cenetta, aveva lavorato tutto il giorno. Lui dice no, non ceniamo neanche, guarda, c'ho una voglia che io non vedo l'ora di andare perché guarda, sono 6 mesi che è così e così. E la moglie dice, ma anch'io sono stato in astinenza, però posso anche aspettare, no? Insomma, prima ceniamo e dopo, no, andiamo subito a letto. Basta, la convince e vanno in camera da letto, si spogliano, si mettono a letto e lui ci dà dentro come un matto. Ritmicamente, no, la spalliera del letto sbatte, nel senso che è quello, sbatte contro il muro, no, la spalliera, tum. Insomma, a un certo punto si sente... ecco così, no? Erano bombardate. Anni. A un certo punto si sente sul muro tum. Insomma, se ogni sera la stessa storia, che cazzo? Cioè, possiamo andare? Andiamo. Ti prego. Hai capito perché io non rido mai? Hai capito? Lasciamo lavorare almeno qualcuno in questo studio. Cara Alessandra, ti ringraziamo. Ciao. Io sopporto lo zio, anche il nostro. Come? Caspite, caro Igor. C'è Infostar finalmente. Hai detto Andrea? Finalmente ci sono gli amici Infostar. Buongiorno. Andrea, sei tu? L'angolo tecnologico degli amici Infostar. Welcome. Buongiorno ragazzi, buongiorno, un saluto a tutto il pubblico di Telefriuli. Grazie mille, un saluto anche a tutti voi, gli amici di Collalto di Tarcento. Senti, come sta andando questo iPad 3? Avevamo accennato dell'uscita di questo iPad. Sì, lo state vendendo nella scorsa puntata e guarda, io non ho avuto ancora il piacere di averlo perché ovviamente uscirà alla fine di questo mese, inizio del prossimo. E giungono tante notizie diverse dal web, la prima delle quali è che è tutto esaurito e quindi probabilmente prima di averlo tra le mani passeranno ancora qualche settimana perché Apple non riesce a... Senti, ma non è che sono esaurite le persone che vogliono comprare questo iPad? Scusami, puoi ripetere? Non è che sono esaurite le persone che vogliono comprare questo iPad? No, sembra che ce ne siano tantissime invece. Probabilmente molti possessori di iPad 1 e 2 venderanno quello che hanno e prenderanno 3. Senti, ma io e Igor Pezzi possiamo anche prenotarlo l'iPad? Sì, beh, certamente. Anche qui in negozio basta un colpo di telefono per voi perché tanto vi conosciamo per bene. Bene. Caro zio, no, tu tranquillo, se vuoi usare anche il mio telefono, qua continuano a chiamarmi. Senti, sull'iPad numero 3, qualche domanda da fare al nostro amico Andrea? Stavo rispondendo per te, Paolo. Non rispondere per me, per favore, se lo facciamo dare. Dicevo solamente che sei in diretta e che non puoi assolutamente rispondere. Infatti io ho risposto ad Andrea. Fatemi l'anche del piacere di non chiamare, va bene? Ho risposto all'amico Infostar che lui è qui a raccontarci qualcosina sull'iPad numero 3. Sì, Andrea, allora, l'iPad numero 3, sì, dimmi. È venduto... No, dimmi. Cioè, cosa? Stanno vendendo tantissimi.
li stanno prenotando addirittura. Io e Igor Pezzi ne abbiamo prenotato uno a testa. Per far cosa? Guarda che non si mangia. Dopo noi prenotiamo anche. Ma guarda che non si mangia. Lo sappiamo. Caro Andrea, quando lo avrete fra le mani lo porterete in trasmissione così lo vedremo. un corso accelerato sull'iPad numero 3 ce lo faresti per me e Igor Pezzi? Beh, diciamo che le novità sono tante, nel senso che la novità più grande, come dicevo l'altra volta, è il Retina Display, quindi un display fino a 4 volte migliore rispetto a quello dell'iPad 2. Hanno migliorato anche la velocità del processore per appunto seguire la grafica migliorata e quindi promettono prestazioni veramente da urlo, e senza contare che manterrà la stessa autonomia dell'iPad 2, quindi tanta più potenza, uno schermo più bello ma la stessa autonomia di 10 ore, quindi hanno fatto veramente un bel lavoro. Quindi anche i politici potranno giocare un po' di più. Certo. Sì, potranno... Speriamo che lavorino i politici più che giocare. Speriamo, perché sappiamo che l'iPad è uno strumento utile anche per poter lavorare. Può essere anche tranquillamente usato in ambito professionale. Infatti, noi di impostare, facciamo configurazioni, diamo anche consulenza per questo genere di cose, quindi se ci fosse necessità qui a Tarcento diamo un consiglio a tutti. Igor Pezzi, hai sentito che ti ho prenotato l'iPad numero 3? Cioè che me lo regali? No, io l'ho prenotato intanto, ce lo regalerà lo zio, perché lo zio... Ecco sì, lo zio sì, può farci un regalo. Ve lo regalo proprio! Lo zio, se tu non lo sapessi, caro Igor e caro Andrea, era in un noto parcheggio di Udine a prendere un po' di banconote da 100 sui calcicristalli delle macchine. Lo sapete o no? E meno male che non mi hanno visto. No, no, volevo chiedere, scusa Igor, volevo chiedere a Andrea, no? Se gli fa un corso accelerato al POMA, in modo che impari il tablet o l'iPad. Il tablet? Un corso accelerato di 6 mesi. Ma anche un anno. Basta poco, 6 mesi impara. Anche un anno. Sì, giusto 8 ore al giorno, dai, una cosa 8 ore al giorno per 6 mesi imparerà qualcosa, almeno ad accenderlo. Giusto? Poi. Almeno speriamo, dai. Speriamo. Diciamo insomma, che io e Igor abbiamo lo stesso problema, ma a noi piace stare con le persone, a noi piace comunicare tra la gente. Lo possiamo dire, Igor? Certo, poco virtuale, più di persona. Al contrario, quindi no, comunicare se non stai attento, comunicare in modo diretto. Siccome il Poma voleva comprare l'iPad 3, ma io lo compro per tenerlo lì, perché volevo per tenerlo. Come per tenerlo, sai, Faccio una promessa, appena lo avrò in negozio ve lo porterò in trasmissione. E allora guarda che grazie, ti aspettiamo perché lo vogliamo vedere qui a Mandibiele, Ok, va bene. Buon lavoro a tutti e Mandibiele. Grazie mille, un buon lavoro anche a voi e un saluto al pubblico di Telefriuli. Ciao. Ciao Andrea, gentilissimi sempre gli amici Infostar con l'Alto di Tarcento, amici welcome. A proposito di tecnologia c'è Loris che continua a suonarci il telefono, devi dirgli una data. Quando è che lo facciamo entrare questo benedetto Loris? Quando? Igor, decidi tu, quando è che lo facciamo entrare Loris? A me, volevo dirglielo io a Igor. Paura! Igor, quando è che facciamo entrare il signor Loris? Dimmi scusa, no, allora, no, torna a dirmi scusa Poma. Allora, dobbiamo fare una puntata ancora. Aspetta, facciamo così. Dobbiamo fare una puntata soltanto con lui. Palleggio allo zio. Zio, di a Igor quello che ti ho detto io, riportiamo. No, io dico quello che mi dice la mia testa, non quello che mi dice il Poma. Allora, dimmi cosa pensi. Il Poma mi ha chiesto quando facciamo entrare Loris e io ho detto gliela giro a Igor. Giramela. Quando facciamo entrare Loris? Allora, secondo me allora basta, perché c'è Bruno Vespa che si è arrabbiato perché gli abbiamo rubato il campanello. Allora, Loris nell'ultima puntata però non è un ospite che può stare tutto il tempo con noi, cioè, hai capito? Bisogna insomma 5 minuti, lui viene e va via. Tu dici quello che devo fare e io lo faccio. Ecco. 5 minuti, 10 minuti, presentiamo finalmente Loris. Però l'ultima puntata, ci stiamo lavorando. Ma senti Igor, a proposito dell'ultima puntata, si sa quando sarà l'ultima puntata? No, di preciso no. Non ancora. Intanto abbiamo ancora tempo per sposarci, zio, Io e ti. Sposare. Ma uno in più, uno in meno, io e ti, zio. Uno in più, Chiamiamo Caterina e ci sposa. È Caterina, Catamao, fuga da Mazzao. Va bene. No. Princesa. Quindi se dovete sposarvi per un matrimonio con i fiocchi, perché Igor lo sa, come funziona la princesa, vero Igor? Certo, alla grande. Matrimoni di quelli con i fiocchi, con i confetti già lì. Come mai lo sai, Igor?
Perché Igor Perché ti sei già sposato? No, perché conosco tutto quello che è un'organizzazione sicura, bella, alla grande di un matrimonio, insomma, no? Questi sono consigli utili che noi diamo. Che ne so, io ho chiesto, magari ti eri già sposato, che ne so. No. Ci sta lavorando Igor, ci sta lavorando. Anche no, diciamo però. Il Poma dice minchiate. Oggi Allora, no, lui perché è timido. Allora, 1, 2, 3, chi vogliono dire a me? Quando è con me al pane vino mi dice che prossimamente Non è vero, non è si vero. può, Non è si vero. può. non è Dai, vero. dilla. Guarda che due, ma guardate che due. È incredibile. Paura. Mi raccomando, Totò, mi raccomando domani sera, Che ultimamente mi sa che segui troppo. No, non è mai di troppo, Totò, Che sega troppo. Ah, che sega troppo? È perché Beppi lo sfrutta, no? Chi? Beppi. Beppi. Nel senso che Beppi lo sfrutta in segheria. Senti, Igor, ma perché non venivi giù con noi qua? Sì, ma venite qua che vi facciamo ascoltare una bella cosina, vi facciamo anzi vedere, che ascoltare e vedere. Ma Alexis invece è tornata. Alexis secondo me non è ancora tornato, Alexis allo Stadio Friuli, quindi sappiamo cosa facciamo. Abbiamo ancora pochi minuti. Annunciamo la formazione che domani sera Guidolin schiererà allo Stadio Friuli. E vai! Facciamola vedere, vai. Facciamola sentire. 5-5-5, la formazione di Telefriuli! Con il numero 1, un nome, una garanzia, Pierangelo Buttazzoni! Con il numero 3, il Maldini del Friuli, Luigino Vecchierutti! Con il numero 4, The Wall, Francesca Spangaro! Con il numero 5, l'avvocato Filippo Foi! Con il numero 6, la zia Isabella Gragoratto! Con il numero 2, i Bergami dei Noatri, lo zio! A centrocampo con il numero 20, Gian Domenico Riccio Ricci! Con il numero 25, la Lupacchiotta, Alessandra Salvatori! Con il numero 7, la Nigna Maraviglia, Alexis Samo! Con il numero 19, il remix di centrocampo, Ivan P! Con il numero 33, Paulinho Bassi! In attacco con il numero 10, il bomber alla mia viola, Daniele Barroni! Grazie! Con il numero 100, 118 kg di simpatia, Poma! Con il numero 11, il bello, Igor Pezzi! Con il numero 9, il conte, Piero Govoni! E con il numero 8, Ada Adigna Perezzi! A disposizione Bibi Bardin, Studio Scat, Checco, Spadino, Michelangelo Veneziano e Tiziano Campigotto. Allenatore motivatore Alberto Terrasso! I brividi. La formazione che domani sera allo Stadio Friuli vincerà e vinceremo tutti insieme, quindi vi presentiamo anche l'artefice, anzi gli artefici della Family Compilation, la Spadino Family Compilation. Ce l'abbiamo, Poma, ce l'abbiamo. Un saluto a tutti voi ovviamente. Ci auguriamo ancora tanta Family Compilation. Ciao Andrea. Lui l'aiuto cameraman ce l'abbiamo qui e non beve, ve lo assicuro io che non beve quando lavora, non beve. Abbiamo scherzato, diciamo, caro Igor, un salutissimissimo. Sì, allora avevamo anche la super compilation di Spadino, però ormai siamo tardi, quindi la mettiamo nella prossima puntata, quindi sì. Rimanete sempre solo qua. Mandi PL ogni mercoledì, Telefriuli. Ciao a tutti, ciao. Intimissimi. Ciao. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang.
noi.